Quarta corsa, confronto per soggetti di categoria EF, sono in 9 al via: Viperina Spin, Zuid Africa, J-Bay, Axel Chuck SM, Alice Trio, Socrate Benal, Ulisse Leo in prima fila, Ushuaia B, Volo Rivarco OP e Sheridan Treb in seconda, partiti in questo momento con la velocità iniziale di Zuid Africa, J-Bay, Viperina Spin in seconda posizione davanti a Ushuaia B, che è ben partita nella sua scia, e in quarta posizione c'è Sheridan Treb. 200 iniziali completati in 15:2 con Zuid Africa, Viperina, Ushuaia B, Sheridan Treb, più indietro Axel Chuck SM e via via gli altri. 400 iniziali completati in 38 da parte di Zuid Africa J-Bay, che ha conquistato la testa in poche battute su Viperina Spin, mentre Ushuaia B rimane in terza posizione lungo la corda, seguita da Sheridan Treb, mentre i 600 in 46,6 con la progressione esterna da parte di Ulisse Leo. Ulisse Leo si trascina Volo Rivarco OP, anche Socrate Benal percorsi esterni, seguito a sua volta da Alice Trio. 1:1,8 il passaggio agli 800. Zuid Africa fin qui ha potuto tranquillamente guidare con un 31 di secondo quarto, e ora sulla piegata si appresta a completare il chilometro iniziale in 1:16,9, 15:1 la frazione. Rimane all'esterno Ulisse Leo a lato di Viperina Spin, poi una seconda pariglia formata da Ushuaia B e Volo Rivarco OP, meno di 450 al palo, il parziale ora in 14,7. Cala cavallo all'esterno e c'è il tentativo ora di Ushuaia B di anticipare la progressione, mentre Zuid Africa J-Bay allunga con decisione. La lotta è soltanto per il secondo posto, perché Zuid Africa vince comodamente. Il secondo posto è per Ushuaia B, mentre al terzo chiude a centropista Socrate Benal. 29,6 a chiudere, 1:15,4, 14,7 la retta d'arrivo, tutto abbastanza semplice per Zuid Africa J-Bay, che una volta al comando ha graduato per 1 chilometro, poi ha accelerato gradualmente, ma non ha avuto soverchie difficoltà per portare a casa la vittoria. E corre bene Ushuaia B, che dalla terza posizione anticipa Socrate Benal sulla curva finale per anticiparlo poi sul traguardo. Ordine d'arrivo dunque della quarta corsa dall'Arcoveggio: primo posto per il numero 2 Zuid Africa J-Bay, al secondo il 7 di Ushuaia B, mentre al terzo finisce il numero 5 Socrate Benal.